Serata informativa a Cornuda. Il giornalista Maurizio Crema e gli avvocati Teofilo Dolce e Matteo Moschini si sono ritrovati nella serata di lunedì 5 settembre in sala Giovanni XXIII, ospiti di Adriana Rasera, per discutere sulle cause e gli aggiornamenti riguardanti lo scandalo delle popolari di Vicenza e del Veneto. Un tema molto sentito dalla popolazione del paese, che è stata una delle più colpite dal terremoto finanziario. In una situazione tutt'altro che rosea, il consiglio dato dai tre ospiti agli azionisti truffati è stato pressoché unanime: cooperare in sinergia gli uni con gli altri, informarsi e agire. Quello che si aspettano i tanti soci che in questi mesi naturalmente stanno vedendo l'andamento della banca e soprattutto dei loro risparmi. Certo, la difficoltà è capire come agire, perché ci sono interpretazioni tutti diversi e dall'altra parte c'è anche ormai la sfiducia delle persone nei confronti di una giustizia che è lenta e che spesso non fa il proprio lavoro. A livello penale come stanno attualmente le cose? Ci sono ancora le indagini in corso sia per Popolare di Vicenza che per Veneto Banca. Per Veneto Banca finiranno a breve, entro l'anno o al più tardi agli inizi dell'anno prossimo. Per Vicenza dovrebbero andare fino alla primavera, perlomeno così ha dichiarato il procuratore Cappelleri. Quindi ancora qualche mese di pazienza e le indagini termineranno per entrambi i procedimenti. Per i risparmiatori ci sono prospettive di recupero del capitale investito? Noi riteniamo di sì, a breve sarà operativo l'arbitro per le controversie finanziarie, approvato da Consob, in tempi brevi la decisione, chissà che sia favorevole. Le due banche popolari stanno cambiando perché hanno un nuovo azionista di maggioranza che le controlla quasi totalmente, che è Atlante. Il cambiamento reale nell'attività, nell'appoggio al territorio secondo me deve ancora arrivare. Sono due banche che per anni sono state imballate da problemi gestionali interni, da queste convulsioni a livello di consiglio di amministrazione. Una ha cambiato 4 presidenti, l'altra ne ha cambiati 3 nello spazio di 2 anni, per cui capite bene che come gestione adesso Atlante, che ha messo i suoi uomini da agosto, luglio-agosto, deve dare le direttive e farle innervare lungo tutta la struttura. È un processo lento che avrà bisogno ancora di mesi, tanto che Mion, per esempio, il presidente di Popolare Vicenza, ha detto che ci vorranno 2 o 3 anni per rilanciare completamente la banca, se non di più. Nel frattempo si incrocia le dita.